Buonasera amici di Friuli Venezia Giulia Sport Channel, eccoci di nuovo a questo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Quest'oggi parleremo di arti marziali e parleremo di filosofia della Lega Calcio Friuli Collinare. Iniziamo con le arti marziali parlando di Taekwondo. Abbiamo ospite Lorenzo Drexler, che è il responsabile Taekwondo della scuola Drexler, appunto, con il quale naturalmente cercheremo di conoscere questa disciplina. Lorenzo, da dove arriva innanzitutto questa disciplina? Il Taekwondo arriva dalla Corea. Quindi è, diciamo, proprio asiatica, Esattamente. ha origini... Radici coreane, diciamo, ed tutt'oggi è rimasto come anche sport nazionale della Corea. E la filosofia che accompagna questa disciplina qual è? Perché nelle arti marziali solitamente ci sono delle filosofie, no, che accompagnano. Sì, diciamo, ci sono varie filosofie, dipende sempre poi dalla filosofia che uno si vuole avvicinare. La filosofia del Taekwondo è di stare bene, di trovare un equilibrio psicofisico. Qual è, diciamo, la differenza tra le arti marziali, tipo il karate, e il Taekwondo? Io sono uno che frequenta da una vita Taekwondo e quindi ho molto piacere di parlare sul Taekwondo. A differenza del karate, io penso che ci sono sempre delle storie o delle radici molto simili, perché la Cina, il Giappone, la Corea comunque in alcune cose sono molto simili e ci sono sicuramente delle somiglianze un po' in tutte le arti marziali. Il Taekwondo, diciamo, ha un'applicazione di gamba diversa, di cui anche una preparazione diversa, atletica, paragonando magari perché mi chiedi del karate, però io, diciamo, vedo più una filosofia molto simile nelle tue arti marziali, quindi non si distinguono frattanto per quanto riguarda la filosofia, ma per quanto riguarda il movimento. Quindi Taekwondo si usa moltissimo il movimento di gamba, i salti, e magari questa è la parte tecnica che potrebbe distinguere non solo fra il karate, ma anche, penso, fra tutte le discipline. Lei ha una scuola, no? Da Io ho una oltre scuola a Udine, sì. 15 anni, 18 anni. Io sono no? a Udine dal 96, quindi sono passati 16 anni. E quali sono gli obiettivi che lei si prefigge con questa scuola? Ma i miei obiettivi sono sicuramente di crescere ancora come maestro e dare il meglio e la massima preparazione ai miei allievi, che sono ragazzi, persone di tutte le età, dal ragazzino alla signora, al signore adulto, insomma vengono tutti, e il mio obiettivo è di dare ricchezza a questa scuola in modo che tutti ne possano approfittare in modo positivo, quindi star bene, salute in prima linea, in prima fila, autodifesa, combattimenti, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo, l'obiettivo mio è un continuo miglioramento sia per me che anche per i miei allievi. Come si avvicinano, diciamo, le persone a questa disciplina? Cioè un passaparola, la trovano magari, non so, attraverso internet, in questo che adesso va così di moda, oppure c'è qualche altro modo in cui voi reclutate, diciamo, i vostri allievi? Ci sono vari modi, giustamente, oggi c'è internet che è diciamo, un aiuto di comunicazione non differente. Noi lavoriamo ogni tanto anche su qualche volantino, qualche locandina, quindi qualche manifesto. Il passaparola è molto importante perché comunque Udine è comunque una zona anche non tanto enorme, quindi le persone parlano, si conoscono e ci si conosce tanto anche attraverso il passaparola. Penso che il passaparola sia quello che la nostra scuola sì, anche perché se uno si trova bene probabilmente il passaparola è quello che ha più affidabilità, no? Diciamo che anche voi avete degli arbitri probabilmente nel vostro movimento, per cui noi siamo soliti presentare ogni settimana un arbitro di calcio, in questo caso, e oggi presentiamo proprio un arbitro della Lega Calcio Friuli Collinare, quindi via con il servizio. Nome? Alessandro. Cognome? Radivo. Età? 35. Prima di arbitrare nella Lega Calcio Friuli Collinare, dove hai arbitrato? Ho arbitrato con la FIGC fino ai 23 anni e poi ho ricominciato a fare l'attività con la Coppa Trieste a Trieste, nella mia città. Destra o sinistra? Centro. L'ultima volta che hai pianto? L'ultima volta che ho pianto è stato recentemente per motivi personali. Il tuo piatto preferito?
Griglia, sì. Una tua qualità, Una mia qualità, generoso, un tuo difetto, testardo. la tua attrice preferita, Mia attrice preferita, Sharon Stone. il tuo sogno nel cassetto, Il mio sogno nel cassetto è avere una famiglia. la partita di calcio che non dimenticherai mai, Arbitrata? o anche no. Anche no. E allora direi la finale di Champions League Milan-Liverpool. L'ultima volta che ti sei arrabbiato e perché? L'ultima volta che mi sono arrabbiato, sabato scorso con i giocatori in campo perché perdevano tempo furbescamente. Programma sportivo preferito, Domenica sportiva. qual è la squadra che ti ha maggiormente criticato? Direi Dinamo Corda, è una partita che ho fatto, ero ancora agli inizi, però non è stata una bella partita, non è stata una delle più belle apparizioni. E quella che ti ha fatto un sacco di complimenti? Quella che mi ha fatto un sacco di complimenti, direi anche l'ultima partita che ho fatto, quella proprio sabato, dove ho ammonito tantissime persone per perdita di tempo. Hai qualche rimpianto? Sì, non aver continuato l'attività in FIGC quando ero giovane, però sono errori di gioventù. Quali pensi siano le tue caratteristiche più apprezzate dalle squadre? Direi il sorriso con il quale arrivo in campo sempre, però anche poi la fermezza quando ci sono decisioni da prendere. Quali sono le caratteristiche che deve possedere un buon arbitro amatoriale? Mi ripeto, sorriso, però anche fermezza, nel senso il dialogo serve, ma serve anche il cartellino. Descriviti in 3 aggettivi. Testardo, sorridente, leale. Abbiamo finito, chiudi simulando il triplice fischio. Rieccoci in studio. Martina, hai una curiosità da chiedere al nostro ospite? Nel Taekwondo, come in altre discipline orientali, ci sono molti gradi di crescita. Può spiegarceli? Illustrare? Sì, i gradi di crescita da noi principalmente si chiamano KUP, che sono i gradi dell'allievo, dove una persona si inserisce come principiante, inizia con la cintura bianca, fa un percorso nel corso base, lì è un percorso individuale perché può essere da 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, non c'è un limite, dipende anche dalla frequenza e la costanza di una persona. E pian piano si avvia a varie cinture colorate, rimanendo sempre come KUP, e poi dalla cintura nera diventa un primo dan. Poi l'obiettivo della cintura nera primo dan è un nuovo inizio, perché ci sono delle tecniche molto più avanzate, allenamenti molto più intensi, e e così va avanti fino a che dopo uno può arrivare al quinto dan. Il quinto dan è poi il grado di Gran Maestro, viene in automatico riconosciuto così come gerarchia, e anche lì di nuovo ha delle responsabilità molto più alte e deve sempre rappresentare una disciplina sempre più completa, no? Che qui si parla di Taekwondo. Quali sono le regole base per un combattimento di Taekwondo? Ma il Taekwondo, come noi lo frequentiamo, come pratichiamo, è una stile tradizionale dove il contatto viene molto eliminato, cioè molto limitato, dovuto perché ci si fa molto male colpendo su una persona senza protezioni, essendo un antico stile. Si usano pochissime protezioni, quindi diventa molto pericoloso, e per quello usiamo anche le tecniche di rottura. Il principio del combattimento è di usufruire un mio partner per migliorare un po' i miei riflessi, i miei handicap, la mia velocità e tutto quanto, quindi è un obiettivo importante il partner, ma è obiettivo anche di eliminare escludere il contatto. Voi fate parecchi corsi, no? Accennava prima Sì. Relativamente alla scuola. Che tipo di corsi fate e sostanzialmente a chi sono rivolti? Cioè a più fasce d'età, ci sono categorie particolari che possono frequentare i vostri corsi? I corsi iniziano con i bambini abbiamo sempre 2 volte alla settimana, dall'adolescente che poi si inserisce dopo il bambino, crescendo può continuare con gli adulti, quindi si parte sempre una fascia di età 6-7 anni,
noto anche che i bambini a quell'età lì lo prendono ancora come un gioco, quindi ci sono degli esercizi particolari in modo che il bambino non si sente sotto pressione tecnicamente, quindi è un divertimento ancora per lui che poi viene a sfumare verso la tecnica. Poi ci sono i bambini più grandi che partono dai 10-11 anni fino ai 14, hanno già una mentalità diversa, vogliono avere già meno il gioco ma già più la tecnica e comunque ancora divertirsi, e poi c'è un allenamento proprio seriamente più solo per l'adulto, che si parla dai 14, quindi 16 anni in su fino ai 50-60 anni. È un unico gruppo dove si parla proprio di salute, di tecnica, di benessere, preparazione atletica, però sempre messo... Quindi sono tipologie di allenamento diverse per ogni fascia d'età sostanzialmente. Assolutamente, deve essere così, esattamente. Voi siete affiliati all'Oxen, no? Sì, Come ente sì. di promozione sportiva. Come mai la scelta di affiliarsi all'Oxen? L'Oxen mi è stato consigliato da tanti anni perché l'Oxen è un ente che promuove tanto le arti marziali, e quindi se una scuola diciamo, decide di fare una scelta del genere, sceglie anche perché vuole crescere nel settore, vuole conoscere una famiglia più ampia di varie arti marziali, quindi non solo il taekwondo, permettere ad essere anche diciamo, un responsabile della zona, fa crescere, fa conoscere altre discipline, insomma mette insieme tante scuole, e sicuramente questa è una cosa molto positiva che l'Oxen promuove, diciamo, propone. In più insomma è un ente che ci dà anche una certa garanzia per quanto riguarda i tesseramenti, le assicurazioni per le persone, eccetera. Insomma c'è un pacchetto ben completo, diciamo, sì, sì. Quali sono, per chiudere, gli obiettivi di Lorenzo Drexler a breve termine? I miei obiettivi, diciamo che abbiamo fatto un grande investimento sulla scuola nuova, è una scuola io credo anche unica nel suo modo di design e di amore come è stata costruita. Il mio obiettivo è di farla conoscere a più persone possibile per due motivi. Uno, perché il taekwondo per me è uno stile fantastico che mi mantiene giovane e sano, e due, perché aiuta tante persone a stare meglio. Questo è il mio obiettivo, che sarà sempre, diciamo, un obiettivo futuristico sempre più forte, ecco. Bene, era Lorenzo Drexler, responsabile della scuola Drexler, come disciplina, ripetiamo, si chiama Taekwondo, e ad ora lasciamo lo spazio ai nostri sezionisti e poi ci ritroviamo nella seconda parte di puntata. Rieccoci in studio, abbiamo cambiato l'ospite, abbiamo con noi il vicepresidente della Lega Calcio Friuli Collinare Fabrizio Pettoello. A lui faremo alcune domande su quella che è un po' la filosofia, le norme e quant'altro, no? Fabrizio, le proposte normative che la Lega Calcio Friuli Collinare propone solitamente sono dettate da una filosofia oppure dalle casistiche che ogni anno si succedono sui campi? Beh, principalmente è dettato da dei principi che noi cerchiamo di applicare secondo una filosofia che ci è propria e che caratterizza l'attività della Lega Calcio. Molto spesso capita che quando si scrivono delle norme dei principi possono essere confliggenti tra loro, e anche la scelta di privilegiare uno rispetto all'altro è una scelta di filosofia, di indirizzo che caratterizza la Lega Calcio. Molte volte ci sono dei piccoli interventi, ma non di spessore, che vanno a disciplinare determinate casistiche, ma tendenzialmente le norme devono avere quella generalità e anche astrattezza che consente di disciplinare numerosi casi e non casi individuali. Il ripetersi di parecchi casi può portare a intervenire a livello normativo per la soluzione di specifici casi, sempre che questi abbiano una rilevanza. Fabrizio, parliamo un po' di amatorialità in genere, no? Perché molti confondono, diciamo, le regole della rigidità di alcune regole nelle varie manifestazioni, adducendo il fatto che questa rigidità non è propriamente amatoriale. Cosa rispondi tu a questa affermazione? Le regole devono avere, come dicevo, questa caratteristica della generalità per disciplinare più casi, però sono sempre regole ed è difficile renderle duttili, perché, come dicono le parole stesse, è una regola, e se l'applichiamo in modo difforme di quello che è scritto per favorire una squadra, ne sfavoriamo un'altra.
Questo è un modo di vedere le norme sempre interessato, cioè le squadre che contestano di volta in volta, non c'è una contestazione delle regole di per sé stesso, generale, ma c'è una contestazione di singoli casi di applicazione delle norme. È chiaro che quasi sempre capita che le squadre contestino la rigidità con cui noi applichiamo le regole perché non gli è conveniente. È chiaro che di fronte a un interesse di una squadra c'è un interesse opposto della squadra avversaria che la vede invece una corretta applicazione. Più noi siamo ondivaghi nell'interpretazione delle regole, più creiamo ingiustizie. Quindi questo rigore serve a assicurare una linea di condotta e di interpretazione lineare, coerente, che dà garanzie proprio di certezza alle squadre. È comunque a dimostrazione che la Lega Calcio è aperta verso, diciamo, altre iniziative, altre proposte. È stato redatto un questionario telematico a cui le squadre hanno risposto. Ci sono state delle indicazioni interessanti in base alle risposte degli associati? Ma più che quel questionario, secondo me c'è un momento particolarmente importante nella vita associativa della Lega Calcio che è all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno ci troviamo con le squadre più interessate a modificare, far evolvere la Lega Calcio verso certe direzioni e con loro discutiamo delle modifiche normative. Questi incontri sono particolarmente importanti perché ci danno non solo il polso della situazione, ma anche i contributi delle squadre sono quasi sempre importanti e quasi sempre poi vanno a determinare delle modifiche normative. Direi che quella sede è la sede giusta per poter cambiare le regole, proprio perché ci consente di avere un confronto sulle varie problematiche e capire meglio da che cosa derivano le istanze delle squadre. In linea di massima le abbiamo sempre quasi dato attuazione a queste aspettative e quindi modificato le norme in relazione alle richieste delle squadre. Per dar voce a tutti quanti, a tutte le squadre, per non dimenticare nessuno, c'è anche questo questionario che abbiamo fatto, al quale hanno risposto tutte le squadre, ma direi che ha un valore meno importante di quello dell'incontro delle associazioni, che è più partecipativo, più importante, più rilevante e che per noi è utile ai fini degli indirizzi. Comunque ha dato delle indicazioni di massima sostanzialmente. Sì, il questionario ci sono delle indicazioni di massima. Adesso entrare nel dettaglio ovviamente non possiamo, però ci sono delle indicazioni utili, proposte brillanti, altre che lasciano un po' perplessi e mi chiedo che senso ha, per esempio ci sono squadre che chiedono dei 3 punti in caso di applicazione dei 3 punti in caso di vittoria, che è una proposta che dà l'impressione che chi la formula è completamente fuori luogo e fuori da un mondo amatoriale, non ha capito non tanto la filosofia del mondo amatoriale, ma le ragioni per cui è giustificato in Serie A, dove ci deve essere una maggiore esasperazione, una maggiore spettacolarizzazione, le ragioni dei 3 punti, che è giustificatissima in Serie A e dove c'è spettacolo. A livello amatoriale, dove dovrebbe esserci una minore esasperazione, questa regola sarebbe una regola senza senso. Martina, vuoi fare qualche domanda al nostro ospite? Le riunioni non obbligatorie non hanno grande richiamo, ma chi vi partecipa è portatore di buone idee. E anche da queste riunioni nascono modifiche eventuali? Sì, è quello che dicevo, secondo me sono proprio queste riunioni quelle che danno a noi la maggiore opportunità di raccogliere le istanze delle squadre e da queste riunioni sono venute sempre fuori delle modifiche normative importanti. Soprattutto negli over 40, no? Che sembrano i più Sì, ricettivi sono molto partecipativi gli over 40, forse è sicuramente la partecipazione proporzionalmente più importante in queste riunioni. A proposito di norme, molti non capiscono perché ci sia la regola delle 24 ore, cioè
Quindi non so se vuoi spiegarla bene. Ci sono delle regole di battute, quella delle 24 ore, degli accompagnatori, no? Ci sono Mi stai bruciando delle domande per cui vedi di rispondere a questa. Che saranno dei leitmotiv continui che continueranno per tutta la nostra vita associativa. La regola delle 24 ore nasce principalmente, anzi direi esclusivamente, da ragioni tutela della salute, tutela della salute. Da studi fatti risulta sconsigliata la partecipazione a eventi sportivi anche che comunque hanno uno spessore agonistico dentro le 24 ore. I motivi sono più che ovvi. Gli effetti di una norma del genere vanno a contemperare una limitazione della circolazione del tesserato, perché sappiamo che noi interpretiamo il mondo amatoriale come nel senso che al centro del nostro mondo è il tesserato, mentre nel mondo dilettantistico al centro del mondo loro è prevalentemente l'associazione, la squadra. In questo senso favoriamo una massima circolazione del tesserato in tutti quanti le manifestazioni, può giocare in squadre diverse e così può giocare nell'over 40, può giocare nel campionato di calcio a 5, nel campionato di calcio a 11, eccetera. È chiaro che però questo comporta un rischio abbastanza importante dell'affidamento che un giocatore dà, potendo partecipare a più manifestazioni, alla squadra con la quale si è iscritto. Se potesse cambiare nelle 24 ore, teoricamente durante un fine settimana potrebbe fare 3 partite e voi potete capire con quale forza possa arrivare all'ultima partita, ma anche con quali rischi, anche fisici, incontrerebbe se nel caso in cui ci fosse un'ultima partita particolarmente intensa da un punto di vista agonistico, potrebbe incorrere non solo dei rischi fisici, ma anche la squadra potrebbe non avere le garanzie che questo ragazzo va a giocare o no. Nell'altro modo si tende un po', pur consentendo la massima circolazione, di avere delle garanzie che possa giocare assicurando delle migliori prestazioni alla propria squadra. Bene, un'ultima domanda veloce. Quest'anno ci sono le elezioni, so che sarebbe una domanda aperta per cui tu risponderesti in maniera molto esaustiva, però se c'è un tesserato che vuole presentare una sua candidatura, cosa deve fare? A breve sarò sintetico, a breve pubblichiamo le norme di partecipazione all'assemblea e lì sarà scritto comunicato tutto. Ufficiale, e lì sarà ok. Perfetto, abbiamo chiuso anche questa puntata, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e una buona serata a tutti.